Oggi si celebrano Sant'Emilia e San Geremia. Il nome Emilia ha origine latina e significa cortese. Il nome Geremia è invece di origine ebraica, generalmente interpretato come il Signore fonda, fondato dal Signore o scelto dal Signore. Il 15 settembre è la giornata internazionale della democrazia. Istituita da una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2007, rappresenta un'occasione per valutare lo stato di democrazia nel mondo, i cui valori fondamentali sono quelli espressi dalla Dichiarazione dei diritti umani e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La democrazia viene intesa come un processo dinamico e rimarrà in vita solo se continueremo a lavorare tutti insieme per il suo sviluppo. Sono le 20:40. Un unico potente colpo di pistola arriva dritto alla nuca. È così che muore nel giorno del suo compleanno padre Giuseppe Puglisi, detto Pino. Siamo a Palermo, nel quartiere Brancaccio, e un comando di Cosa Nostra, capitanato da Salvatore Grigoli, detto Ucacciatori, spegne per sempre la luce di quel parroco che con costante impegno e passione voleva rendere Palermo migliore. Le sue ultime parole: me lo aspettavo. Possono esistere reazioni chimiche incontrollate? Con l'aumento della temperatura le reazioni esotermiche possono raggiungere intensità pericolose, provocando esplosioni con rilascio di sostanze tossiche, come accaduto a Bhopal in India nel 1984. Ma cos'è una reazione esotermica? Il prefisso proviene dal greco e significa fuori, ed è una reazione in cui l'energia emessa sotto forma di calore è maggiore di quella assorbita, con conseguente emissione netta di energia. Le reazioni endotermiche invece hanno come esito l'assorbimento netto di energia. Infatti il prefisso proviene sempre dal greco e significa dentro, all'interno. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. La settimana è inaugurata da una potentissima luna in Cancro che accende di sentimento tutto lo zodiaco. Ariete, per voi la luna è di quadratura, non sarà semplice per le emozioni oggi, proprio perché il vostro Nettuno e la luna non andranno d'accordo. Oggi sarà importante comunicare nella maniera più delicata possibile. Toro, la luna oggi è straordinariamente compatibile, non solo vi sospinge a parlare dei vostri sentimenti e ad aprirvi un po' di più alla socialità. Oggi il Toro gode di una piacevolezza nello stare con gli altri e nelle uscite. Gemelli, per voi la giornata è una giornata da luna di seconda casa, le prospettive emotive sono finalmente compartizzate in un qualcosa di sintetizzabile come Giove vuole. Ebbene, per voi oggi mettere ordine tra i vostri pensieri e le vostre emozioni sarà fondamentale. Cancro, potentissima la luna presente nei vostri gradi, che oggi inaugura una giornata piena e ricca di emozioni, ma anche di ottimi auspici, perché la luna si congiungerà comunque a Giove, il che vi renderà assolutamente più capaci di progettare il vostro futuro con ottimismo. Leone, oggi la bella Venere è un po' insicura e titubante, proprio perché la Luna, dalla sua posizione di ideale 12ª casa, tende a creare qualche insicurezza. Qualche chiarimento in amore dovrà sicuramente verificarsi perché voi possiate stare più tranquilli. Vergine, la Luna per voi compatibile, porta tra l'altro segnali di grande positività in termini lavorativi, guadagnate più soldi e in questo momento della vostra vita vi sentite più sereni e sicuri. Bilancia, per voi la luna oggi è di quadratura e molto probabilmente dovrete riflettere su un vostro atteggiamento lavorativo che non è più quello di prima. Se non funzionano i vecchi schemi, non vi resta che imparare ad usarne di nuovi. Scorpione, la vostra giornata oggi è assolutamente positiva perché il magnifico trigono che la luna vi regala dal Cancro oggi vi allieta, vi porta una buona notizia e soprattutto accende la vostra passione.
Sagittario, per voi oggi la luna non vi parla ed è una buona notizia proprio perché esce dall'opposizione coi gemelli, quindi una giornata emozionalmente più distesa e positiva per voi. Capricorno, luna d'opposizione per voi oggi, una luna che porterà una resa dei conti necessaria tra voi e il partner o tra voi e i vostri referenti lavorativi. Acquario, la luna in cancro per voi è sempre fonte di ispirazione, i sogni e la vostra fantasia vanno a braccetto, per cui oggi sarete quanto più positivi e vulcanici che mai. Pesci, uno stupendo trigono della Luna inaugura questa settimana un po' complicata dalla solita opposizione di Giove e Mercurio che transitano in Vergine. Oggi emozionalmente però sarete capaci di esprimervi in maniera molto più efficace di quanto non possiate fare con le parole. Prima guerra mondiale. Per la prima volta entrano in scena i carri armati. A decidere di metterli in campo furono i britannici durante la storica battaglia della Somme, una delle più grandi e sanguinose battaglie della prima guerra mondiale che comportò 620.000 perdite tra gli alleati e circa 450.000 tra le file tedesche. Ci salutiamo con la frase del giorno: quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. E anche la puntata di oggi finisce qui. Io vi aspetto qui anche domani con l'almanacco. Buona domenica dalla vostra Martina.